Ai 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 ai, c'è Juan che uccide il calcio. Ai 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 ai, che gliene frega a Giua. Tre rigori in una partita. Ma Giua che fai? Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Dai, non è possibile. Un Napoli che ha fatto un'ottima prestazione. Ha giocato pure il Ciuchi prima punta, che non mi è dispiaciuto tutto sommato. Il Napoli che si guadagna un calcio di rigore dove c'è. Quello del Parma il primo. Dubbio, praticamente grassi furboli, perché come si sente toccare, giusto da dire, calcio di rigore. Cioè, incredibile, incredibile. Ma poi parliamo del secondo rigore. Ma dove l'hai visto? Ma quando l'hai visto? In che film hai visto un rigore così, giù? In che film l'hai visto? Cioè, quello è il rigore, quello di Kulusevski. Ma io non lo so, perché mi sembra non è la prima volta che giù al Napoli gli dà rigori contro. Cioè, un rigore che non c'è. Kulusevski cerca Koulibaly. Koulibaly va scivolata molto prima del contatto. Kulusevski si vede proprio che cambia traiettoria e va proprio sul piede di Koulibaly. Un rigore regalato alla fine che ci costa una vittoria dopo un Napoli che fa una grandissima prestazione nel secondo tempo, e se meritava qualcuno di vincere meritava il Napoli. Primo tempo equilibrato dove sì, abbiamo creato noi, ha creato anche il Parma. Però nel secondo tempo se qualcuno proprio doveva vincere era il Napoli. Perché il Napoli è scesa in campo e ha fatto una grande prestazione, ha creato per portarsi a casa la vittoria. Invece alla fine un episodio così rovina tutto e ci fa perdere una partita. Cioè, mettiti un po' nei panni di Gattuso, nei panni dei giocatori del Napoli che hanno dato tutto in questa partita. Cioè, giù, hai fatto un casino, hai fatto. Complimenti al Parma che si è presa la vittoria, sì, però una vittoria così, anche un tifoso del Parma non so quanto sia contento, cioè vincere così. Cioè, io non sarei contento vincere una partita così, è quasi come se l'avesse rubata. Non dico rubata perché ovviamente il Parma non c'entra niente, è l'arbitro che ha commesso l'errore, non i giocatori del Parma e non il Parma. Anche se Kulusevski lì ha fatto la furbata. Però ad essere obiettivo non è l'unico giocatore che lo fa, l'hanno fatto anche altri giocatori, ste furbate qui. Buona prestazione di Lozano che ha combattuto su ogni pallone, bene anche Maximovic, soprattutto Maximovic in fase difensiva, Di Lorenzo che ci ha provato anche nel secondo tempo, cioè stava andando anche vicino al gol. Cioè, non posso dire nulla perché il Napoli alla fine non meritava sta sconfitta. Meriti al Parma. Cioè, gli do i meriti proprio perché ha vinto sta partita. Dopo 10 partite la doveva vincere così la partita, cioè con 2 calci di rigore. Complimenti a voi, complimenti soprattutto a Giua per la prestazione da arbitro che ha fatto. Ti meriti 10 in pagella. E non posso dire niente al Napoli perché il Napoli ci ha provato nel secondo tempo. Meritava molto di più che la sconfitta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, amici, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Napoliello87 e con la campanellina attivata, mi raccomando. Giua, giua, se veramente tu sei un arbitro, guarda bene quando vai a lavare, vedi bene l'episodio. Se non riesci a vedere bene, comprati un paio d'occhiali, o 2 o 3, quanto ai rigori che hai dato, forse almeno vedi bene, forse la Maronna ci ingarra una volta quando giochi contro il Napoli a vedere bene. E che cacchio, se no arriva che ti fossero Napoli, ti chiamano un cazzotto in dall'occhio, ti fa vedere buonissimo. E niente ragazzi, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napolese.